sciacallato ai carabinieri forestali di Mestre dal consigliere regionale Andrea Zanoni dopo la battuta di caccia in laguna quando a fine 2024 uccise delle specie protette. Assalto al treno dei tifosi del Venezia, l'atto teppistico e di violenza studiato nei minimi particolari, approfittando del fatto che la stazione di Basigliano non è presidiata. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi a sorpresa in aula consigliare fa il punto sul percorso verso l'autonomia differenziata, accogliendo la richiesta dei consiglieri di opposizione. Boom di codici bianchi nei pronto soccorso veneti, anomalia che pesa sulle tasche dei cittadini, la denuncia dei consiglieri del Partito Democratico. Disposta la perizia cinematica dalla Procura di Venezia per far luce sull'incidente stradale che la notte del 29 gennaio causò la morte di Gregorio Bertoli, sedicenne di Spinea. Pensione, boom di iscrizioni al Fondo di Previdenza Complementare dei Veneti Under 30, il record di Solidarietà Veneto che chiude il 2024 con un patrimonio di 2,5 miliardi di euro. Il grande calcio ancora una volta sulle reti Media Nord-Est, in esclusiva domani sera e giovedì in diretta su Antenna 3 i quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, questi i titoli. Veniamo alla nostra notizia d'apertura relativa alla caccia alle anatre nell'area protetta della laguna di Venezia. Il consigliere regionale Zanoni e 100% animalisti denunciano Trump Junior. L'assessore Corazzari chiarisce licenza in regola. Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Mestre per depositare un esposto denunciando questi fatti che hanno rilevanza penale. È ormai un caso nazionale, anzi internazionale, la denuncia presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni ai Carabinieri Forestali di Mestre. Sulla base di un filmato girato a dicembre, la battuta di caccia del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un'azienda faunistica di Campagna Lupia avrebbe, secondo l'esponente di Europa Verde, dei risvolti penali. Si vede lui in primo piano commentare il suo carniere di caccia, cioè gli animali che ha battuto, tra i quali c'è una casarca, un animale molto raro, un'anatra molto rara in tutta Europa, protetta, per il cui abbattimento la legge dello Stato italiano prevede delle sanzioni di carattere penale, non solo per l'abbattimento ma anche per la semplice detenzione. Non solo, per Andrea Zanoni, Donald Trump Jr., 47 anni, primo dei 3 figli nati dal matrimonio con Ivana, nonché vicepresidente assieme ai fratelli della Trump Organization, l'azienda di famiglia, a Campagna Lupia non avrebbe neanche potuto sparare. Bisogna avere il tesserino di caccia e una licenza di caccia che prevede degli esami utili anche a riconoscere le specie di volatili. In Parlamento il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella hanno chiesto un intervento urgente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, il quale aveva già dichiarato di essere in attesa di un report con tutte le informazioni su una vicenda per la quale si stanno muovendo anche i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura. In Regione il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni paragona quella battuta di caccia all'aggressione prepotente di chi crede di poter comprare qualsiasi cosa. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia la definisce invece un onore per il Veneto e scagiona Trump Junior. Non si dimostra alcun coinvolgimento del figlio di Trump che sia stato lui a uccidere quella cosa. Quindi stiamo facendo tanta fuffa per niente. Non sa chi ha sparato, diciamo. Sì, ma erano in tanti, quindi cosa andiamo a fare? L'autopsia per vedere di chi era il pallino. Però dice che senza tesserino non poteva farlo. Allora, ci sono tante cose che non si possono fare. E a questo punto che arriva la dichiarazione dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. Presentando tutta la documentazione viene rilasciato un tesserino temporaneo dall'ufficio territoriale della regione che è articolata su base provinciale, in questo caso parliamo dell'articolazione provinciale di Venezia, e quindi si è seguita quella che è una procedura regolare e abbiamo verificato le carte sono tutte a posto. Corazzari però non ha informazioni sull'abbattimento della casarca. Intanto il Movimento 100% Animalisti ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Venezia affinché vengano compiuti accertamenti urgenti. Un altro esposto sta per essere depositato da LEAL, Lega Antivivisezionista. Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'assalto al treno dei tifosi del Venezia a Basigliano, in provincia di Udine.
E questa dunque è la situazione. Come potete vedere, il portone d'ingresso nel lato dove si trova il binario di precedenza aperto, ma tra l'altro abbiamo scoperto anche una cosa, che come potete vedere, ripetiamo, questo era aperto, guardate, questo è il lucchetto che chiudeva il cancello, completamente tagliato con una flex o comunque con un seghetto, e da qui praticamente il grosso è entrato dentro in stazione per iniziare la loro opera di assalto al treno che da Udine stava raggiungendo Venezia e si sarebbe dovuto fermare soltanto alla stazione successiva di Codroipo. Gente esperta che conosce le tecniche di sicurezza ferroviaria. Un primo gruppetto ha risalito la massicciata lungo la strada Poderale nel punto in cui il binario pari, quello del treno in arrivo da Udine, si raccorda con quello delle precedenze a 300 metri dalla stazione. Accendendo segnali rossi lanciati sui binari che annunciavano improvvisa via impedita al convoglio, obbligando il macchinista alla frenata di emergenza sino al punto di sosta, mentre il resto della truppa tagliava il lucchetto del cancello del varco numero 7, raggiungendo il piazzale e attuando in pochi secondi la spedizione punitiva. Il macchinista del treno regionale veloce ha seguito tutte le procedure previste dal codice e una volta fermo ha aperto le porte per permettere ai passeggeri di uscire celermente, visto che le stesse erano state sfondate dall'azione teppistica e violenta dei 50 facinorosi. Basiliano è una stazione impresenziata, senza personale controllore, riservata come alle eventuali precedenze e ai treni regionali ex locali, che porta alla luce lo stato di abbandono e degrado in cui si trovano in chiave sicurezza le fermate di periferia, ideali per questi episodi di criminalità organizzata. L'autonomia con il presidente Zaia che a sorpresa ha parlato davanti al Consiglio regionale. Non è vero che la Corte esprime dubbi sul processo del regionalismo. Bocciata l'ipotesi di un referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata, il percorso della riforma riparte da quelle specifiche parti sulle quali sempre la Corte Costituzionale aveva avanzato riserve di illegittimità. Qualcuno dice è stata smontata la legge Calderoli. Di certo in alcune parti ci sono stati degli interventi della Corte che sono interventi che hanno chiarito alcuni passaggi. Zaia arriva a sorpresa a Palazzo Ferrofini difendendo davanti al Consiglio regionale l'impianto generale di un regionalismo che, dice, la stessa Corte Costituzionale ha definito auspicabile, fatte salve le riserve di uniformità di crescita del Paese. Le opposizioni sono critiche. Prendo atto che lei sia contenta, Presidente, e non so se questo sia una qualità in questo caso, perché sicuramente va a sgonfiare quelle che, a sue parole, sono le aspettative di molti dei cittadini del Veneto. Noi dobbiamo spiegare come con l'autonomia o con quello che rimane della legge Calderoli, ovvero nulla, si riesce a dare una speranza a queste famiglie venete in difficoltà. Io credo che la risposta sia che non si riesce in alcun modo. La richiesta delle 23 materie non corrisponde alla necessità dei cittadini, risponde ad una logica politica, o meglio dovrei dire di potere. Alberto Villanova dell'Intergruppo Legalista Zaia rinserra le fila della maggioranza e striglia le opposizioni. Non ci credete neanche voi a quello che state dicendo qui in aula. Si vede che state recitando una parte che vi viene imposta dai vostri leader nazionali. La giornata di Zaia era iniziata a Palazzo Balbi in occasione della giornata mondiale contro il cancro. In Veneto negli ultimi anni si sta abbassando sia l'incidenza dei tumori che la mortalità, mentre aumenta il parametro della sopravvivenza. Più in generale, Zaia parla anche di medici di base. Non è vero siano pochi, ma non tutti massimalizzano l'attività. Io non lo dico polemicamente perché è un diritto dei medici, sono dei professionisti, sono una delle colonne portanti della sanità del Veneto, però non tutti i medici hanno fatto la scelta o non possono avere il numero massimale di pazienti che è 1500 e per cui per questo motivo abbiamo delle zone scoperte. Arriveranno i nuovi specializzati e speriamo che molti di questi si fermino in Veneto. Boom di codici bianchi nei pronto soccorso del Veneto, un'anomalia che pesa sulle tasche dei cittadini in seguito a delibere regionali e la denuncia del Partito Democratico.
Siamo la regione che più di tutte le altre dimette persone dei pronti soccorso in codice bianco, mentre tutte le altre regioni utilizzano di più il codice verde. E questo a nostro giudizio avviene perché il codice bianco si paga 25 euro per accedere più il ticket delle prestazioni. E quindi a nostro giudizio c'è un abuso in questa regione del codice bianco, che è un modo poi surrettizio di mettere le mani nelle tasche dei veneti senza farglielo sapere. I consiglieri regionali del Partito Democratico denunciano un boom dei codici bianchi negli accessi ai pronto soccorso in Veneto, un'anomalia, evidenzia Camani, che non trova riscontri nelle altre regioni. Ci sono delle delibere di giunta regionale che definiscono i casi in cui applicare il codice bianco e quelli in cui applicare il codice verde, mentre mediamente in tutte le altre regioni d'Italia gli accessi al pronto soccorso in codice bianco sono tra il 20 e il 10%, arriva addirittura il 2,9% del Lazio, in Veneto sono il 55% degli accessi al pronto soccorso. È un'anomalia che sicuramente non è casuale. Il divario tra il Veneto e altri territori è abissale, evidenzia dal Partito Democratico, soprattutto in rapporto alle regioni di dimensioni simili. I codici bianchi rappresentano ad esempio il 13,06% in Emilia-Romagna, l'8,23% in Lombardia. E non è un caso, continuano, se sono proprio i ricavi dai ticket a segnare questo divario. Le cause sostanzialmente sono due. Una sono le liste d'attesa, perché di fatto un cittadino che ha diritto a una visita, quando non riesce a ottenerla in breve termine come previsto dal medico, spesso va al pronto soccorso per cercare di ottenerla e se la paga. L'altro aspetto è la carenza di medici di famiglia, quindi noi abbiamo 650 zone carenti e questo è un problema enorme che poniamo all'attenzione della Regione da molto tempo. Il PD ha dunque depositato una mozione con prima firmataria Bigon che impegna la Giunta ad agire su più fronti, partendo dagli interventi urgenti sui pronto soccorso con investimenti sul personale e definendo spazi e percorsi differenziati per i codici bianchi e verdi. Un 76enne è stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Poco dopo le 14:30 a Ceggia è stato soccorso dai sanitari e trasportato in elicottero all'ospedale di Mestre. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Per ricostruire la dinamica saranno messe a disposizione dalla polizia locale anche le immagini della videosorveglianza. La violenta rapina a Cavallino lo scorso febbraio, l'Evac ha condannato a quasi 10 anni, la PM aveva chiesto 17 anni, il suo avvocato annuncia ricorso. 9 anni e mezzo di reclusione per Sandro Levac, l'uomo accusato di essere stato l'autista della banda della tentata rapina molto cruenta alla famiglia Biondo di Cavallino Treporti nel febbraio 2024. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui 17 anni di carcere, un'enormità vista la sua partecipazione solo come autista, il commento del suo legale. È stata invece una traccia di DNA a portare i carabinieri a casa di Radames Mejor, 71enne trevigiano. Per la procura di Venezia il giudice per le indagini preliminari è lui ad aver sparato ad Alberto Biondo alla gamba durante la rapina. Quel giorno infatti entrarono in salotto 3 persone mascherate. Volevano soldi, cercavano una cassaforte. Alberto era al piano superiore a fare la doccia quando ha sentito cosa stava accadendo e scendendo le scale ancora in accappatoio per difendere i genitori col padre che nel frattempo era stato colpito alla testa e la nonna ottantenne era stato colpito a sua volta. Per giorni è rimasto ricoverato in terapia intensiva. I malviventi erano riusciti a fuggire, ma pochi giorni dopo Levac era finito in carcere, le telecamere avevano ripreso l'auto. Poi l'arresto del 71enne trevigiano. Durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere e ora attenderà in carcere l'evolversi dell'inchiesta. La procura vuole fare chiarezza sull'incidente in cui ha perso la vita Gregorio Bertoli, 16enne di Spinea, in sella alla sua moto. Il pubblico ministero, che procede per omicidio e lesioni stradali gravissime nei confronti dell'automobilista coinvolto nello scontro in cui ha perso la vita Gregorio Bertoli, ha disposto una perizia cinematica. Come da prassi, il 61enne di Scorzè, coinvolto nell'incidente a bordo dell'auto, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime, essendo rimasta gravemente ferita nello schianto anche l'amica e coetanea del 16enne di Spinea, che ha riportato traumi pesanti, ma non è in pericolo di vita. L'incarico della perizia sarà conferito il prossimo 11 febbraio all'ingegner forense Piacenti. Alle operazioni parteciperà anche la parte offesa.
Previdenza e pensioni e boom di iscrizioni al fondo complementare dei veneti under 30. Avere una pensione di anzianità adeguata al costo della vita che si incontrerà nel momento di ingresso alla quiescenza. Come pensarci? Se l'ho domandato 35 anni fa Solidarietà Veneto, Fondo Pensione Territoriale. Ha chiuso il 2024 con un incremento di 337 milioni, vale a dire un più 16,1%, per un patrimonio verso quota 2 miliardi e mezzo di euro, registrando una crescita di associati dell'8,8% e raggiungendo quota 162.000 iscritti, di cui un aumento degli under 30 di quasi 113.000 unità negli ultimi 4 anni. Numeri record dopo l'horribilis asset finanziario del 2022, commenta Paolo Bizzotto, il presidente. Abbiamo un dato migliore rispetto alla media nazionale, quindi con un'età media molto bassa, 44 anni rispetto ai 47 del dato nazionale, quindi i giovani contribuiscono sia alla vita del fondo ma anche nell'aderire appunto e credere in questo tipo di progetto. Difficile spesso per i giovani appena approcciatisi al lavoro capire come orientarsi nel mondo dei fondi di previdenza complementare. Lo slogan che utilizziamo di solito quando incontriamo i giovani è versa poco ma per tanto tempo, quindi nessuno ti tirerà per la giacchetta. Risparmiare soldi grazie anche a una minore tassazione fiscale possibile, sebbene in modo differente, pure per coloro che si trovano a pochi anni dalla pensione e che hanno lasciato al momento infruttifero il TFR finora accumulato. I vantaggi della previdenza complementare, soprattutto per un lavoratore dipendente, sono due sostanzialmente. Il contributo dell'azienda, del quale beneficio se mi iscrivo a un fondo negoziale, un fondo che deriva dalla contrattazione, e la fiscalità agevolata. Tema questo dell'educazione previdenziale e finanziaria che a breve entrerà in modo strutturato tra i banchi di scuola degli istituti superiori, grazie anche al welfare integrato della Regione del Veneto. Il grande calcio europeo torna sulle reti Media Nord-Est domani sera e giovedì sera in diretta in esclusiva su Antenna 3 la Coppa del Rey, la Coppa di Spagna contesa dalle squadre di prima, seconda e terza divisione. Su Antenna 3 i quarti di finale, lo storico trofeo è arrivato alla 122esima edizione che dà al vincitore l'accesso diretto all'Europa League, mette dunque una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna. Domani sera su Antenna 3 a partire dalle 21 la sfida tutta madrilena tra il Leganes e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, mentre giovedì sera, questa volta alle 21:30 in diretta e in esclusiva andrà il duello tra Valencia e Barcellona. E adesso il bilancio della Fiera dell'Alto Adriatico è andata in scena a Caorle. Tempo di bilanci per la Fiera dell'Alto Adriatico, 54esima edizione, tenutasi al Pala Expo Mare di Caorle. Kermesse conclusasi da poco e dedicata all'accoglienza nel settore turistico del nord-est e al mondo dell'innovazione per affrontare le tematiche e problematiche in vista della stagione balneare. Complessivamente è un territorio che ha ancora grande attrattività, lo testimoniano le presenze turistiche, per cui siamo soddisfatti dei risultati aggiunti, ma non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo guardare il futuro e cercare di lavorare ancora di più e meglio per mantenere e migliorare questi risultati, che siano di carattere ambientale, che siano di carattere economico, di carattere sociale. È importante questo. Il fine è continuare a produrre reddito, dare sostegno ed opportunità di lavoro al territorio con un focus a 360 gradi sull'economia generata da tutte le potenzialità presenti, anche nella valorizzazione di natura e ambiente. Venice Promes, che è la nostra agenzia per l'internazionalizzazione, proprio si è impegnata perché in questo Salone dell'Alto Adriatico ci sia la presenza del sistema camerale. Tra l'altro siamo vicini alla prossima stagione estiva, un contesto direi molto bello quello di Caorle, ma che sta attirando tanti operatori e quindi tante opportunità. Noi possiamo avere uno sviluppo assolutamente sostenibile nel turismo ed ecco quindi il concetto dell'acqua, ovviamente dove qui ne siamo veramente immersi, ma vedere l'acqua proprio quale elemento e quale strumento per uno sviluppo economico dell'intera area. Tra i temi trattati anche le nuove tecniche di gestione delle strutture di accoglienza basate su igiene, qualità e sostenibilità, la ricetta
Perception 2.0 e la gestione delle recensioni online. Per ampliare la nostra offerta turistica dovremo guardare all'acqua dell'entroterra, ai nostri fiumi, alla valorizzazione delle nostre lagune, di tutto quello che sta alle nostre spalle, perché probabilmente per poter far crescere ulteriormente queste località che vengono considerate mature sotto l'aspetto turistico, probabilmente dovremo creare dei nuovi modelli, dei nuovi prodotti che sono quelli legati soprattutto all'entroterra. È un momento di confronto e incontro fra gli operatori, i nostri operatori turistici nel trovare le proprie esigenze nel campo produttivo, ma anche un motivo di confronto su temi importanti che è il futuro del nostro turismo. È davvero tutto, vi lascio ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.